Una hall più grande all'ingresso per accogliere le persone è tra le novità del progetto di ampliamento dell'ospedale di Lavagna. Ne parla a Telepace per la prima volta il direttore generale di ASL 4. Il progetto di fattibilità è in corso e rispetto ad un anno e mezzo fa si è ampliato. Abbiamo un piano di potenziamento molto ambizioso che impegna 12 milioni di euro, erano 9,5 quando siamo partiti un anno e mezzo fa e sono cresciuti proprio perché è cresciuta l'aspettativa e anche la necessità di fare un lavoro fino in fondo compiuto. La spesa è aumentata non solo per le novità del progetto ma anche per l'incremento dei prezzi. In ogni caso, sottolinea l'azienda sanitaria, i 2 milioni e mezzo in più rispetto al 2021 sono già coperti da fondi regionali. Si vanno ad aggiungere a quelli già stanziati dalla Regione, a quelli messi a bilancio da ASL 4 e alla cospicua donazione del Comitato Assistenza Malati Tigullio. Avremo una nuova sala operatoria, una nuova piastra endoscopica, un nuovo reparto di degenza, l'eliporto sul tetto dell'ospedale, tutta la zona di esterni rifatta anche a misura d'uomo, ma soprattutto un nuovo pronto soccorso e area di emergenza adeguato a quelli che sono i flussi, i volumi di attività, ma anche alla dignità delle persone. I tempi si sono leggermente allungati ma sembrano essere agli sgoccioli. Entro l'estate o poco più in là si dovrebbe avere l'atteso ok al progetto e dunque l'affidamento. Entro l'inizio dell'anno venturo la possibilità di cantierare l'opera che dovrebbe durare 3 anni e quindi nei tempi previsti entro il 2026 arrivare a collaudo e piena funzionalità. Il lavoro, ricorda infine Petralia, sarà portato a compimento in vari lotti. Lo vedremo crescere progressivamente, anche con delle fasi transitorie e con delle situazioni tampone che richiedono pazienza e comprensione naturalmente per quelli che saranno le necessità di componimento delle cose.